Oggi abbiamo fatto veramente una gara gagliarda, bene, 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 sono contentissimo. Agli altri non ci pensiamo, pensiamo a fare un po' il nostro e valutiamo di volta in volta la situazione com'è. Oggi veramente un plauso importante ai miei ragazzi, soprattutto perché oggi è una giornata di donazioni, di solidarietà per persone che stanno male. Hanno raccolto dei soldi anche loro, ognuno di loro per donarli, e questo è un gran gesto nei confronti dell'iniziativa che ha avuto la nostra società con a capo il patrono Francesco. Ma ci sta che ti abbassi, stai 3-0, quindi ti abbassi, poi succede che sei una squadra di promozione, succede che vuoi fare quello che non puoi fare perché sei di promozione appunto, e inizi a creare del gioco che non è tuo e ti metti da solo in difficoltà, ma naturalmente sul 3-0 ci sta ed è normale. Al di là di tutto era importante vincere, perché comunque dico sempre che dobbiamo essere un treno senza fermate, deve essere il nostro motto. Fondamentalmente noi giochiamo partita dopo partita, poi è normale che quando possibilmente vince una partita e quei tre là davanti segniamo tutti è ancora più bello. È mancata forse un po' di concretezza, perché comunque siamo arrivati spesso sui 15, sui 20 metri, ci è mancato l'ultimo passaggio, però l'importante era intanto sbloccarla al primo tempo e poi chiuderla subito al secondo tempo. Sì, perché l'ho lasciata 3 anni fa questa società per diversi motivi extracalcistici. Ritrovarla adesso significa non perdere il treno dell'eccellenza, ci teniamo. È normale che non è facile perché comunque il campionato è lungo, però l'importante è stare sempre sul pezzo. Ma secondo me, ovviamente poi questa è la parola del mister, secondo me vedendo dentro il campo la gestione di una partita, perché comunque sul 3-0 un po' ci siamo abbassati, non abbiamo giocato più come il primo tempo, come uno scorcio del secondo tempo. Sì, diciamo che sicuramente questo campo non era il campo dove fare punti, però non dico che siamo venuti qua già battuti, ci abbiamo provato, sapevamo le difficoltà, incontriamo una squadra veramente forte, preparata, che è una categoria superiore rispetto agli altri, l'hanno dimostrato in campo, hanno meritato la vittoria. Peccato perché il secondo tempo, come hai detto tu, sì, abbiamo giocato, anche se diciamo sul 3-0. Abbiamo compromessa all'inizio del secondo tempo, due disattenzioni, in un minuto abbiamo preso 2 gol. Su uno serio c'è solo da applaudire perché ha fatto un Eurogol e subito dopo abbiamo preso il terzo e diciamo che loro un po' hanno rallentato, noi poi siamo usciti, però diciamo che è andata, dai, qualcosa di positivo c'è, però dobbiamo stare più attenti. Sì, sì, anche l'Aspra è una corazzata che partite per vincere il campionato, noi sappiamo i nostri limiti, giochiamo in casa, dobbiamo fare punti e non abbiamo sicuramente timore dell'Aspra, però sicuramente massimo rispetto, giochiamo a Sant'Agata, diciamo che ci troviamo, diciamo così, non è il nostro campo, però sicuramente essendo quasi tutti di Sant'Agata è come se giocassimo in casa, però faremo di tutto per fare una grande partita, per muovere la classifica perché è importante, il campionato è durissimo, anche i risultati di oggi l'hanno dimostrato, nulla è scontato, quindi andiamo per battagliare e fare bene, evitare gli errori che abbiamo commesso oggi e portare a casa almeno un punto e muovere la classifica, anche se ovviamente si gioca sempre per vincere. Sì, diciamo che molti ci conosciamo da vecchia data, molti ragazzi sono argentini, si sono aggregati perché ci devono dare una mano, siamo partiti in ritardo, un po' rimaneggiati, con tante difficoltà, però siamo un bel gruppo e battaglieremo fino alla fine per portare a casa la salvezza, che è il risultato che ci ha chiesto la società all'inizio del campionato. Non sarà semplice, però sicuramente non partiamo sconfitti e daremo tutto per raggiungere l'obiettivo.